Buonasera a tutti ragazzi, come promesso ho fatto la proiezione dell'uragano Dorian. Questa è per dopodomani ragazzi, quindi è per giorno 4 settembre. In effetti come potete vedere ha 962 mPa, quindi ha aumentato un pochino la potenza, anche se in questo momento sta declassando. Dicono che sia sceso a categoria 4, però la sua corsa non finisce qui, perché in effetti poi giorno 5, eccolo qui sempre più sopra, rimarrà sempre più o meno stabile in effetti, quindi rimarrà sempre nello stesso posto, quindi cammina bello piano piano, però ha aumentato un pochino sta su Boston e quindi ha abbassato un po' la categoria, quindi sta facendo un po' si abbassa la categoria, un po' si alza, quindi sta facendo 5 e 4, 4 e 5, quindi questa è per il giorno 6 questa proiezione, quindi sta su Boston esattamente. Poi l'ultima che riesco a vedere è questa qui ragazzi, e qui come ben potete vedere è su Manchester e Boston, quindi sta ancora salendo, quindi la proiezione ragazzi fa vedere chiaramente che in effetti sta peggiorando. Eccolo qui, adesso lo vediamo un po' più, eccolo qua, 963 mb, quindi come potete vedere sta facendo tipo un sali e scendi, quindi in effetti sta camminando nell'acqua e quindi non perde di potenza, anche se oggi ha quasi distrutto le Bahamas con la sua forza oggi a categoria 5. Ci sono state tante vittime ragazzi, mi pare una decina più o meno, e ci sono venti che sono davvero pazzesco, diciamo più o meno sui 310 km orari, quindi in effetti è ancora ben saldo questo uragano, quindi fino al giorno 7 perlomeno sta camminando proprio di brutto. Passerà Washington, passerà Philadelphia, New York, New Haven, Boston, Manchester e salirà sempre su. Poi adesso più di questo non riesco ad andare perché giustamente il meteo si ferma a 3-4 giorni massimo, quindi mi fa vedere solo 4 giorni, poi di più non può. In effetti massimo 3 o 4 riesco a vedere, ma non di più, perché poi loro devono calcolare traiettorie e direzioni, quindi ti danno solo pochi giorni, non è a lungo, perché questo qua si sta muovendo anche in modo un po' particolare, perché non si capisce bene dove vadi, quindi vabbè, ma quello è inutile, tanto che ci parliamo a fare male di loro, già si sa. Quindi ragazzi, le previsioni da qui a giorno 7 sono queste, quindi perderà di una categoria, poi salirà, poi perderà, poi salirà, poi non sappiamo che succede perché ancora non ci è dato di sapere, quindi questa è una fino al giorno 7 è la previsione. Poi giorno 8, domani sera potremo vedere giorno 8 e 9, quindi un paio di giorni per volta, quindi ogni sera aggiorneremo finché sì ho capito, finché non scomparirà, anche se sembra destinato a rimanere sul mare, quindi se rimane sul mare ragazzi si rafforza perché prende l'acqua calda incontra acqua calda ragazzi, e quindi aumenta la potenza, quindi non si declassa, anche perché come regola già doveva declassarsi minimo alla terza già, invece ha fatto quarta, poi è risalita alla quinta, quindi sta facendo tipo un'altalena, quindi mentre è scesa alla quarta poi è risalita alla quinta, quindi è instabile sta cosa, anche perché i cambiamenti climatici influenzano molto questa cosa, quindi sta incontrando sicuramente acque calde e quindi si sta rafforzando, poi si indebolisce e poi si ritorna a rafforzare, quindi sta facendo tipo l'altalena.
Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte. Domani sera come sempre verso le 10, 10 e mezza faccio l'aggiornamento sul famoso questo Dorian, così l'hanno chiamato, non so perché, ma vedremo questo Dorian dove andrà a finire, poi si vedrà. Ciao a tutti, buonanotte, ciao Caino, ciao Abele, vi saluto tutti e due, ciao a tutti.